benvenuti al geosito paleontologico di Cava Duidru presso il comune di Genoni. Stiamo letteralmente poggiando i nostri piedi e le nostre mani su quello che era un fondale marino di circa 20 milioni di anni fa. Era un fondale marino basso, dove avremmo potuto incontrare una fauna molto particolare. Quelli che vedete sono degli organismi marini che appunto popolavano questo antico mare e mi riferisco in particolare a questi con questa forma a stella, con questa sorta di fiore che hanno sopra, che sono dei ricci di mare. I ricci di mare, parenti degli attuali, quelli che conosciamo e che siamo abituati a vedere, sono parenti un po' alla lontana, in quanto avevano come vedete una forma molto diversa e vivevano soprattutto sotto la sabbia, a differenza dei nostri che invece vivono attaccati agli scogli. Poi avremmo potuto incontrare per esempio delle conchiglie come queste, ma queste invece sono rimaste molto simili a quelle che vediamo oggi nel Mediterraneo, però la cosa più importante è concentrarci un attimino su questi fossili di questi ricci di mare, perché la loro presenza, assieme a tante altre prove, ci ha permesso di capire che il mare dove si trovavano era un mare tropicale. Questo perché, come accennavo in precedenza, questi ricci noi non li troviamo più nel Mediterraneo, ma non perché si siano estinti, si sono semplicemente spostati verso i mari tropicali. Infatti se oggi noi facciamo un'immersione anche nei bassi fondali del Madagascar oppure delle Filippine, li possiamo incontrare molto simili a questi che vediamo qui a Genoni. Quindi a questo punto ci ha permesso di capire che 20 milioni di anni fa, oltre ad esserci il mare, c'era anche un mare tropicale.